Allora, signori, spostatevi, tutti là sotto. Frana del Viale della Vittoria che ad Agrigento il 5 marzo 2014 provocò lo sgombero di interi palazzi e attività commerciali. Circa 60 famiglie evacuate, tornate nelle proprie abitazioni solo pochi mesi fa, ed il viale è stato completamente liberato dal cantiere solo questo mese. Inizia invece l'iter giudiziario. Ieri al Tribunale di Agrigento l'udienza preliminare, 5 in totale gli imputati, tutti accusati di disastro colposo. Tra loro i 3 proprietari dei terreni, le cui condizioni fatiscenti avrebbero provocato il crollo del costone del Viale della Vittoria. Maria Isabella Sollano, 75 anni, ed i figli Valentina e Oreste Carmina, 49 e 46 anni, a cui viene contestato in particolare di non aver adempiuto ad un'ordinanza emessa il 5 aprile 2011 dall'ex sindaco Marco Zambuto, che imponeva loro di eseguire delle opere di manutenzione consistenti nella regimazione delle acque che dovevano servire a eliminare il pericolo. Ed imputati anche l'ex sindaco Marco Zambuto, difeso dall'avvocato Nino Gazziano, accusato di aver omesso, pur sotto diverse sollecitazioni da parte dell'amministratore di condominio del Palazzo Crea e della Protezione Civile regionale, la necessità di sostituirsi in danno ai privati o comunque vigilare sull'iter amministrativo. Il quinto imputato è il capo dell'ufficio tecnico comunale Giuseppe Principato, difeso dall'avvocato Nicola Grillo ed è accusato di non aver predisposto atti consistenti nella nomina di un apposito gruppo di progettazione e del non aver predisposto indagini geotecniche sul bancone calcarenitico. L'udienza è stata rinviata dal giudice Alfonso Malato al 12 maggio prossimo per un difetto di notifica a Giuseppe Principato. Il gioielliere d'Angelo e il farmacista Paolo Minacori erano pronti a costituirsi parte civile. L'accusa è rappresentata dal sostituto procuratore Andrea Maggioni ed è di disastro colposo. Zambuto e Principato, secondo il PM, sapevano già 2 anni prima del crollo della grave situazione di pericolo, tanto che avevano messo per iscritto anche un'ordinanza di messa in sicurezza, ma senza preoccuparsi che venisse rispettata.